Questa è la Sardegna e questo è uno dei suoi tanti graziosi paesetti, gelosi custodi di una tradizione che varca i secoli e che mostra ancora i suoi segni in tutte le manifestazioni della vita sarda, a cominciare dai suoi meravigliosi costumi. Magnifici colori e magnifici tessuti che le donne più vecchie preparano riposandosi. Le più giovani invece fanno i lavori più pesanti e si iniziano alla vita e alla tradizione della loro Sardegna. Ma la tradizione più spiccata è nell'artigianato sardo e le donne ne hanno grande parte. Una delle cose più pregevoli è senza dubbio il ricamo, ed è davvero interessante vedere come queste donne di Bosa lavorino in gruppi. Esse ricamano su di un filè che altre donne preparano. Ed ecco un fazioso gruppo di apprendiste. Un'altra delle attività tradizionali molto bella è la tessitura dei tappeti. E non è solo la bellezza dei colori che incanta, ma anche la paziente e complicata inventiva dei disegni. E mentre i giovani lavorano, i vecchi, che sono i più gelosi custodi delle tradizioni, si riposano al ritmo del frullio del tornio del giovane, che continuerà la tradizione. Anche la ceramica sarda ha un suo stile e una sua particolare bellezza. I giovani la seguono con amore, sotto lo sguardo attento dei loro vecchi che sono prodighi di consigli e di insegnamenti. Ed eccoci ora ad Alghero, il paese delle aragoste. Si dice che i bambini ci giochino così. Qui è la pesca la tradizione del luogo, anzi la pesca delle aragoste. I vecchi preparano le armi mentre i giovani vanno alla pesca. Questa è una barca di ritorno. Le aragoste vengono pescate e rinchiuse in vivai. Ma col sistema di cattura delle aragoste si prendono anche altri pesci, senza fare alcuna fatica. Ecco una peschiera. Queste sono delle vere trappole fatte con canne che zigzagano nei canali. I pesci salgono dal mare, passano le canne e restano prigionieri. Prenderli così diventa uno scherzo. Dal mare alla terra, ecco una delle più grandi tradizioni della Sardegna. La pastorizia. Uomini forti e rotti a tutte le intemperie, uomini che non conoscono un tetto, sono i custodi di questa antichissima ricchezza dell'isola. Ma la terra sarda, sebbene arida, è generosa e le sue viscere sono piene di minerali. Ecco un altro aspetto della vita sarda, il lavoro della miniera.
Carbonia, un vero agglomerato industriale in grande contrasto con l'artigianato e il tradizionale lavoro sardo. Il carbone che si estrae è buono. Per secoli tutti ne han preso. E lo sta a testimoniare questo ponte romano ancora in uso a Santa Antiochia. È qui che il carbone della Sardegna viene avviato sulle navi ai vari mercati. Senza arrecare alcun danno alla tradizione sarda, che vive in peritura in tutta l'isola, sono sorte grandi città, magnifiche e moderne, in cui la vita procede con ritmo intenso e ad un tempo innovatore. Un ritmo che a questo popolo nulla ha tolto della sua tenacia, della sua maniera rude e del suo amore verso il passato, di cui si ritiene orgoglioso custode.